E ve l'abbiamo detto in apertura che questa sarebbe stata una giornata in cui avremmo sentito tanta bella musica. Qui parliamo però della canzone classica napoletana, quella dei nostri nonni, quella dei nostri padri e speriamo anche dei nostri figli. È una canzone così importante che non deve essere persa e c'è chi la difende ogni giorno, anche se interpretandola in una chiave nuova. Andiamo a vedere il prossimo video. Anche te la fai i giletti. Te vuole riapportare addosso di caso sola, ma sai se ci vuole soltanto con pensiero, mancante a te guardare quando l'arcobaleno prima se ne accuccare, pittano quadra in cielo, brillano tutte stelle, fanno a soare, ma non c'è sta più bella che la che piace a me. La luna sta sparita per farti una masciata, se te può dire quando sono innamorato non si va a basare arena rinto scura mentre che sto a sbagliare quei suoni e quei paura. Suare, ma non c'è sta più bella che la che piace a me. Ma non c'è sta più bella che la piace a me, te vuole riapportare miezza stumante stella, ma per poter volare o sai ci vuole scella, viene sempre in suono figlia da fantasia, scetami solo quando lui orna sarà mia, scetami solo quando non sono a raggio più. Una raggio Abbiamo ascoltato e visto il video di Figlia da Fantasia. Buongiorno a Gennaro Pisapia. Buongiorno, grazie. Ben trovato. Buongiorno a Che tutti, bello grazie. questo video, che bei colori. Grazie. Racconta proprio questa è del una nostro canzone mare. inedita, è uscita da una settimana. È scritta da Piero Catalano il testo, un grande poeta che scrive ancora alla maniera dei grandi poeti, spero dell'Ottocento, insomma, e musicata da me, arrangiata da Angelo Cioffi. E di che siamo parla? Parla di un amore solo vissuto nei sogni praticamente, quindi questo amore che
non si tocca ma si sente e quindi lo vivi nei sogni. Abbiamo detto nel nostro incipit che per lei la musica classica napoletana è un punto di partenza, non va toccato. In queste note abbiamo sentito che la musica classica può essere anche rivisitata con nuove parole, assolutamente. ma questo amore da cosa nasce? L'amore nasce innanzitutto perché in casa mia mio nonno e mio padre adoravano la canzone napoletana, non la cantavano perché non erano cantanti. L'unico cantante della famiglia poi sono nato io, insomma, e quindi si ascoltava la canzone di Sergio Bruni, Roberto Murolo, Fausto Cigliano e io ascoltavo, però essendo giovane ero portato verso altre tendenze praticamente, maggiormente per la canzone italiana degli anni 60-70 e infatti io quando ho cominciato a cantare a 14-16 anni che ho incominciato a studiare ho canto, visto, giovanissimo. sì, ho cominciato a studiare canto, cantavo le canzoni di Massimo Ranieri nelle feste di piazza che allora non erano come oggi che tu vedi un solo artista, ma allora c'erano tanti artisti che cantavano massimo 5-6 brani e poi c'era la cosiddetta vedette, insomma la stella che faceva la chiusura di 50 minuti, perché questi erano i concerti di una volta. E io cantavo 4-5 canzoni di Massimo Ranieri e poi mi sono appassionato. Ho scoperto, non che ho scoperto perché comunque l'ascoltavo in famiglia, l'ho apprezzato. L'ho apprezzato proprio perché Massimo Ranieri era un mio idolo. Quando ha fatto dal Teatro Sistina negli anni 70, tu sei giovanissima, lui prima di lasciare la musica per il canto fece dal Teatro Sistina una canzone, uno spettacolo dedicato alla canzone napoletana e lì ho scoperto Reginella, Omar Nariel e tante canzoni napoletane. Quindi poi io ho continuato la mia strada di cantante fino ad approdare. Lunga, insomma, ho fatto anche i cosiddetti Domenica In, Maurizio Costanzo. Sì, questo l'ho fatto con il gruppo dei Cimarosa con la canzone napoletana. Però prima io ho fatto Night, quello che una volta si chiamava Night, cantavo Freddo Bongusto, Bruno Martino, i classici americani, insomma, e poi a un certo punto con degli amici del conservatorio abbiamo pensato di creare questo gruppo perché fino ad allora, negli anni 78-79, non esisteva un gruppo che avesse fatto degli arrangiamenti per la canzone napoletana, ma c'era il cantante e chitarrista oppure i grandi tenori che cantavano con le grandi orchestre. E noi dicemmo facciamo un gruppo, quindi eravamo 3 chitarre, una mandola, un mandolino e io che cantavo e un mio amico che cantava in contrappunto con me. Quindi da questo poi nasce. E con i Cimarosa sono stato 25 anni, ho girato mezzo mondo, per non essere proprio. Perché poi la canzone napoletana è famosa. Ovunque la porti, naturalmente già ti dà una forza. Se la fai bene. Abbiamo fatto più di 4.000 concerti in Ma tutto. torniamo ai giorni nostri, con i Diva Partenia, sì. Dal 4 maggio al Tender Teatro del Rimedio in pieno centro storico partirà una nuova avventura che durerà parecchi giorni con un concerto. Sì, sono 16 spettacoli. Che si chiama Napoli in contrappunto. Questo io lo farò con 2 formazioni, una con i Diva Partenia e saranno 11 spettacoli dal titolo Napoli in contrappunto, perché gli arrangiamenti fatti da Pasquale Mormile hanno questa caratteristica del contrappunto musicale, praticamente gli strumenti suonano delle melodie che poi incastrate insieme, insomma in breve questo è il contrappunto, danno comunque una polifonia e questo poi c'è valso, in effetti non è altro che una continuazione dei Cimarosa, perché io per un certo periodo mi sono fermato per studiare nuove forme musicali, ma poi ho capito che bisognava ritornare alla canzone napoletana perché io trovo che si è persa negli ultimi anni. Quindi voglio cominciare proprio da questo teatro Teder, diretto da Veronica Mazza con che salutiamo. Associazione. Bravissima attrice Veronica Mazza. Che poi ha lasciato anche questo teatro come luogo di incontro dove fanno addirittura radunano 3-4 volte all'anno dei senza tetti, fanno delle beneficenze, insomma. Sì, sappiamo che è molto attivo, è un centro che funziona. E quindi noi vogliamo partire da lì, da questo piccolo teatro. Chiaro, qual è la bello. canzone classica napoletana, una su tutte, che secondo te è immancabile in uno spettacolo dedicato alla tradizione partenopea?
Beh, a parte le più conosciute al mondo, secondo me sono due. Una è Mie Sograna, una canzone dell'inizio di fine 800, del 1800, e poi Mandolinata a Napola, che sono due canzoni che secondo me forse un po' dimenticate, ma che vanno riproposte, Sì, non che sono- noi nello non sono spettacolo... scontate, certo. Assolutamente, ma sono bellissime. Forse più di alcune che sono diventate più famose. sono diventate più famose. Comunque queste sono le due mie preferite e che quando le canto poi noto che arrivano forse un tantino più delle altre perché le sento mie, insomma. E allora, ricordiamo, Gennaro Pisapia con diversi gruppi, dal 4 maggio al Teder Teatro del Rimedio, a pochi passi da Piazza del Municipio. Via Flavio Gioia, insomma, diamolo, perché è un teatro nuovo, dove Certo. Veronica si sta dando da fare per Un'ex portarlo chiesa. avanti. Un'ex chiesa sconsacrata molto bella. E... Sì, vale la pena di vederlo anche solo per la particolarità. Sì, il mio intento sarebbe quello di avere a Napoli una stabile napoletana, dove si fa veramente la canzone classica napoletana come si cantava una volta e si suonava una volta. Anche perché con il flusso di turisti che abbiamo Esatto, nell'ultimo periodo esatto. sarebbe bellissimo poter dare uno spettacolo classico. Certo, dici bene, perché per me è un assurdo che poi tu vai in Portogallo e trovi il fado portoghese che si fa dappertutto, a Barcellona. Ieri in proprio Spagna. abbiamo raccontato di una realtà di giovani musicisti che fanno proprio questo, vi La metteremo in napolitanata. contatto. La Napolitanata, napolitanata, sì, li conosco, comunque so che anche loro si stanno dando molto da fare. I ragazzi che suonano con me sono tutti ragazzi del conservatorio che hanno 20-22 anni. Quindi che dare bello, possibilità anche a giovanissimi. questi giovani di suonare, perché Napoli poi offre, abbiamo questa cultura della canzone napoletana, ma poi offre poco chiaro, ai giovani certo. per Gennaro, esibirsi. grazie mille per essere Grazie a stato con voi. noi, per averci Grazie portato a la voi. tua